Preso al volo l'amico Fulvio Barion, amico perché ci conosciamo da un po', ma che ho scoperto adesso scrittore. Tanto per fare un po' di curriculum di Fulvio, presidente di Confimprese Italia Rovigo, tutto a sostegno delle piccole aziende, dell'ente nazionale microcredito, c'è un sacco di nomine dal punto di vista lavorativo e di consulente, però dopo ti scopri scrittore, e questo qua è quello che mi piace di più, perché veramente non ti conoscevo da questo punto di vista. Autore del libro Francesca e Leo, la lampada e la clip, la trama al volo è due persone che si incontrano sul web attraverso un social. Non vogliamo che tu spoiler il libro, perché è molto interessante ed è giusto che la gente lo legga, però vogliamo un pochino la trama così al volo, se ce la puoi fare. Allora, Francesca e Leo è un romanzo che va a interpretare il momento attuale, cioè gli incontri sul web, eccetera. Due persone si incontrano, cominciano a chattare e nasce qualcosa. Si incontrano, si vedono, però non si frequentano perché lui è divorziato, ma lei è ancora sposata. Lui ha 55 anni e lei ne ha 48, quindi in età matura si incontrano. Successivamente la vita ovviamente cambia le sue carte e si ritrovano a Milano. Cominciano a frequentarsi e viene fuori la verità. Lei non è una funzionaria di una compagnia assicuratrice come aveva detto, ma in realtà lavora per i servizi di intelligence della NATO. Dopo una breve vacanza in Sardegna, carica di tutto quello che le pulsioni proprio emozionali e amorose, i due si separano perché per lei arriva l'ordine per una missione in Africa. Parte, lui poi cerca di raggiungerla e in questo inseguirsi l'uno con l'altro loro rivedono il loro passato con continui flashback. E emerge dalla storia che anche lui aveva operato per i servizi. Incontra nelle sue digressioni, incontrando il suo passato, incontra Kiraz, che era una piccola curda incontrata ad Istanbul, la missione in Russia, in un crescendo continuo, con un intreccio in continuo di amore e morte. Rischia diverse volte la vita e poi il finale è tutto da scoprire. Che non devi spoilerare, esattamente. Il finale è tutto da scoprire. Una storia che, secondo il riscontro che ha avuto col pubblico, è stato interessante perché è un libro autoedito e ha avuto 1100 copie vendute senza casa editrice. Questo è veramente un successo. Però ti volevo fare una domanda al volo: quanto c'è di autobiografico? Perché mi tiri fuori un agente assicurativa, ci siamo, non vorrei scoprire, dopo che ho scoperto che sei anche uno scrittore, che sei anche uno 007 de no altri. Questo magari sarebbe lo scoop che più ci terrei. Quanto è autodescrittivo? Carissimo Leandro, allora il discorso è questo: in ogni scrittore ci sono tracce del proprio quotidiano, così come nelle tipologie di personaggi che lo scrittore descrive, e quindi ci sono tracce anche della propria vita. Infatti, leggendo si scopre quello che può essere, ecco. Quindi questo è il nostro sì, è i termini con cui questo libro è stato scritto praticamente. Ecco, io ricordo tra le altre cose che hai partecipato al concorso Il mio esordio dedicato a Gian Antonio Cibotto, e ha partecipato al concorso letterario internazionale Locanda del Doge. Dicevi attualmente in corso adesso la partecipazione alla Locanda del Doge, che aprirà il suo così arriveremo all'esame delle opere che sono state inviate
alla giuria a partire da ottobre, quindi non si sa come andrà, insomma. Toccando tutti i ferri del mondo, speriamo tutto vada al meglio. Speriamo che abbia lo stesso successo verso chi leggerà e quindi verso la giuria, lo stesso successo che ha avuto con il pubblico, perché io sono più che entusiasta del riscontro che ho avuto, insomma. Ho venduto tutto quello che era possibile vendere, una grossa parte delle mie lettrici, perché questo libro è dedicato a un certo target di pubblico, per lo più femminile, perché sono quelle che leggono di più, e non proprio ragazzine, perché non è, se dovessi consigliare questo libro delle ragazzine, io non, se dovessi consigliare Francesca e Leo, la lampada della clip, non lo trovo da ragazzine e da ragazzi, ecco, lo trovo da un pubblico che ha già un'esperienza di vita, anche perché insomma è giocato in una maniera proprio di un pubblico che può percepire la variazione delle pulsioni fisiche che vengono dentro di noi, insomma. Ho capito. A parte che non mettiamo limiti alla provvidenza, magari se un sacco di giovani vogliono. Io sai cosa? Secondo me, nella trama che ho letto e tutto, ci vedo una bella fiction, un bel film all'americana con inseguimenti e altro, e naturalmente con la storia d'amore. Così si dice, infatti l'idea era quella di inviare una copia a qualche produttore per sentire se ne vuole fare un film, perché le situazioni sono descritte, questo giudizio del pubblico cioè, perché le situazioni sono descritte in modo da far partecipe il pubblico, entrare come se fosse un film. Ci sono dei richiami a delle musiche che sono quelle che tenevo nelle orecchie quando scrivevo, che accompagnano il tema, che se uno le ascolta finché legge riesce a vedere anche la colonna sonora di questo film. Perfetto, è un po' Casablanca, mi sembra di vedere un Humphrey Bogart. Sì. Va bene. Ti do così uno scoop. Un flash. Un scoop. Leo portava un cappello bianco. Allora vedi che ci ho messo giusto. Guarda, noi intanto ti ringraziamo, sai che abbiamo i tempi tecnici del web e non possiamo addentrarci, sappiamo che comunque fai un sacco di serate di presentazione, magari poi dopo ce le comunichi e noi dopo le facciamo sapere ai nostri ascoltatori, e avere un amico scrittore a me fa piacere. Io ti ringrazio, insomma, ecco, volevo un'ultima cosa, chi volesse può partecipare alla presentazione che sarà mercoledì 3 alle 5:30 con l'aperitivo con l'autore al Lido degli Scacchi presso il bagno del Finus. Avrò come testimone e leggerà dei brani del libro la scrittrice e soprano leggero, la signora Rossana Antonioli, che è conosciuta molto per quel che riguarda la musica ferrarese, quelle aree là, insomma, ecco, che la ringrazio già fin da ora, insomma, per avermi dedicato così un po' del suo tempo, insomma, per questa cosa. Grazie a te, Leandro, perché mi hai dato l'opportunità di far conoscere ancora una volta il mio libro Francesca e Leo, la lampada e la clip. Grazie ancora. Ecco, l'ultima cosa, si può acquistare anche allora questo sul web? Si può acquistare sia sul web, si può acquistare nelle librerie, anche qui a Taglio di Po in centro, oppure a Rovigo, eccetera, eppure si può ordinarlo direttamente presso di me e provvediamo ad inviarlo senza spese di spedizione a carico del... Perfetto, mettiamo in sovraimpressione appunto l'indirizzo e ti ringraziamo ancora. Grazie ancora, e mi fa piacere, ripeto, avere un amico scrittore bravo. Grazie a te, Leandro, a me fa piacere avere un amico che si occupa dei media.